Gigio Bresciani, tecnico dell'Amatori Vasken Lodi, doveva essere una vittoria stasera, è arrivata, direi anche piuttosto tranquilla. Oltre al risultato, cosa c'è di buono? C'è di buono, secondo me abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto un momento nel primo tempo dopo l'1-0 che abbiamo un po' sbandato difensivamente, ma ci poteva stare. Dopo ci siamo rimessi a posto e quello che mi è piaciuto molto, tutti gli 8 giocatori che hanno fatto molto bene, quindi quelli di movimento che sono entrati, non c'è stata la differenza, si è creato molto. Quello che mi dispiace è il gol subito all'ultimo secondo sulla sirena e il fatto che potevamo segnare di più, abbiamo creato bene, abbiamo fatto benissimo il power play, non l'abbiamo buttata dentro, però questo fa parte del gioco e sono molto soddisfatto. Adesso riposiamo, recuperiamo e poi inizia un ciclo di ferro. Questa era l'analisi della partita, però per Gigio Bresciani oggi è un giorno particolare, sono 200 volte all'Amatori Vasken Lodi, un binomio vincente per l'allenatore ma anche per questa società. Sì, diciamo che abbiamo fatto bene, diciamo che è arrivato il Covid, abbiamo vinto, poi dopo c'è dovuto un ridimensionamento fra virgolette, ma abbiamo sempre fatto dei ben campionati, abbiamo sempre raggiunto, diciamo, gli obiettivi che ci siamo prefissi e questo mi fa molto piacere. Poi voglio ringraziare il pubblico perché insomma, mi ha acclamato, mi ha ringraziato, a me fa piacere e sono contento di queste 200 panchine, non lo sapevo, però me l'hanno detto e fa piacere e lavoriamo sempre per migliorarci. Grazie anche a tutti i giocatori che ho avuto in queste 200 panchine, che anche per merito loro che sono sempre qua.